essere qua con voi per celebrare questo momento importante che abbiamo ufficialmente inaugurato a novembre dell'anno scorso, ovvero il nostro percorso di rebranding. Vi ruberemo io e Milena qualche minuto di questo pomeriggio per raccontarvi in che cosa è consistito questa evoluzione, questo percorso, con una piccola presentazione, dandovi appunto alcune informazioni su quelle che è stata il percorso appunto che ci ha portato ad avere un nuovo marchio, un nuovo payoff, ma appunto tutto quello che è stato la base di questo cambiamento. Dal 1957 ci avete apprezzato per la totalità dei nostri prodotti. Da oggi vogliamo farvi scoprire l'insieme dei nostri valori. Ci avete conosciuti come una grande famiglia. Vogliamo farvi sentire parte di una grande azienda. Avete sperimentato l'efficacia dei nostri agrofarmaci e agronutrienti. Vedrete la forza del nostro approccio integrato. Siamo sempre stati Diachem, Diagro e Kiniberg. Ora saremo sempre e solo Diachem. Una sola azienda, una sola voce, un solo obiettivo. Garantire alle future generazioni sicurezza alimentare e rispetto per l'ambiente. Grazie a un'agricoltura in dialogo con il pianeta che cambia, che è vivo. Siamo Diachem, sempre al vostro fianco, sempre a fianco dell'agricoltura. Diachem, we embrace agriculture. Siamo Diachem, we embrace agriculture, quindi abbracciamo l'agricoltura. Questo è il nuovo messaggio, il nostro nuovo payoff con cui vogliamo sempre più farci conoscere. Siamo Diachem, ma siamo sempre stati Diachem, perché la nostra storia è iniziata, come ha detto Paolo, tanti anni fa e da più di 60 anni siamo un'azienda familiare italiana, bergamasca, probabilmente si può capire dal mio accento, nata e cresciuta nel campo, nel settore dell'agricoltura. Negli anni, a dire la verità, siamo stati conosciuti soprattutto in Italia con i due nostri marchi storici, Kimiberg e Diagro. Marchio Kimiberg per la protezione, marchio Diagro per la nutrizione. Due marchi che sono stati due aziende e poi in anni diversi si sono appunto fusi in Diachem, diventando e rimanendo dei loghi, dei brand con cui abbiamo venduto per tanti anni i nostri prodotti in Italia. Il grande cambiamento che abbiamo inaugurato con la fine dell'anno scorso, appunto a novembre, è stato quello di far venire meno questi due nomi, Kimiberg e Diagro, a favore di Diachem. Solo Diachem, in modo tale che anche la nostra comunicazione sia più efficace e più forte, in un messaggio che vuole essere sempre di più di integrazione tra tante cose che appunto facciamo. La scelta che ci ha portato a questo cambiamento è stata dettata da diversi motivi, da un percorso importante che ci ha visto confrontarci per circa un anno, sia a livello di direzione che a livello di prime linee, non solo nella definizione di quello che è poi stato il segno grafico del nostro nuovo logo, ma anche appunto in un confronto valoriale, per cui la nostra scelta si basa su principi commerciali, per cui il nuovo nome sarà l'unico con cui saremo conosciuti in Italia, ma anche in tutti gli altri paesi dove appunto operiamo. Fuori dall'Italia, Diachem è sempre stato in effetti il nome con cui ci andavamo a presentare. Era l'Italia che per diversi anni ha continuato ad avere questi due appunto nomi e quindi è in Italia che in particolare il rebranding ha un significato importante. Una scelta identitaria, quindi la ragione di questo cambiamento sta proprio nel desiderio di comunicare con un solo nome, Diachem appunto, tutto quello che sta dietro la nostra azienda, che non è solo la parte commerciale ma anche la parte di supporto tecnico e la parte produttiva, con lo stabilimento di Caravaggio, che è veramente un elemento che ci contraddistingue, che ci identifica e che rafforza la nostra presenza in questo settore. E
una scelta valoriale. Quindi in questo percorso di mesi abbiamo messo a fuoco gli elementi che riteniamo ci contraddistinguono e in particolare i 6 valori fondanti la nostra organizzazione, che sono il rispetto, le persone, il dinamismo, l'innovazione, la cura, nel senso della cura delle piante, ma della cura in tutto quello che facciamo, e la cultura. Quindi il voler cercare di dare anche noi un messaggio non solo agli operatori del nostro settore, ma un pochino oltre, cercando di comunicare quello che facciamo alle scuole, agli studenti, insomma anche a tutta la società che ci circonda, con cui abbiamo a che fare. Come vi dicevo, la ragione fondante di questo cambiamento sta nel voler comunicare una proposta ancora più integrata non solamente rispetto al fatto che noi proponiamo e vendiamo agrofarmaci e agronutrienti, ma anche rispetto al fatto che vogliamo proporci come una società commerciale ma anche produttiva, come una società che ha un supporto tecnico, ha un team regulatory, ha un'organizzazione che cerca di coprire tutte le criticità o le opportunità che i nostri prodotti possono offrire. Tutto questo chiaramente senza dimenticare il tema della sostenibilità, che è trasversale nel nostro fare quotidiano e ha a che fare evidentemente con i prodotti, ma anche con l'agire quotidiano in azienda, nello stabilimento. Una sostenibilità che vogliamo non sia solamente ambientale, ma che sia anche una sostenibilità sociale ed economica, quindi una sostenibilità vera a tutto tondo, dove questi 3 aspetti devono trovare il giusto equilibrio e solo in questo modo secondo noi veramente ci sta un approccio sostenibile. In questo percorso abbiamo messo a fuoco ancora di più, non che non lo sapessimo, però è stato veramente un motivo di mettere ancora più a fuoco che il nostro settore è fondamentale per il futuro di noi stessi, del nostro pianeta, delle nuove generazioni, e quindi dobbiamo essere tutti veramente molto orgogliosi e rispettosi di quello che facciamo, e in questo senso anche il nostro voler comunicare e fare cultura è perché crediamo che sia importante trasmettere che l'agricoltura serve a tutti ed è veramente importante che tutti sappiano quello che sta alla base di quello che poi si mangia e del nostro lavoro. E per finire, quindi, la ragione di questo nostro cambiamento, di questa comunicazione che si baserà sul nome di Diachem, sta nel voler essere sempre più protagonisti, sempre più presenti, sempre più vicini a tutta la filiera, in un approccio che crediamo ci possa distinguere e contraddistinguere rispetto a quello anche di altre aziende, ovvero un approccio personale, umano, di vicinanza, che nasce anche dalla nostra dimensione, dalla nostra storia, da quello che noi siamo oggi e da quello che vogliamo essere in futuro. Quindi un'azienda che crede nel confronto, nel rapporto umano e che in questo vuole fare la differenza. Non aggiungo altro, ma lascio la parola a Milena, che poi entra un pochino più nel dettaglio e nel merito di questo percorso anche tecnico. Ok. Bene, buongiorno a tutti. È un po' emozionante essere qua di fronte a tutti, insomma, i nostri clienti più importanti per spiegare questo passaggio fondamentale per la nostra azienda. Francesca ha già fatto un riassunto di tutto quello che abbiamo, cioè di dove siamo arrivati, dall'obiettivo del nostro rebranding. Volevo giusto ricordare che cosa vuol dire fare un rebranding. Un rebranding non è semplicemente un cambio di nome, che nel nostro caso poi in realtà non è stato fatto, perché in realtà abbiamo eliminato 2 nomi per dare maggior rilievo al nome dell'azienda. Fare un rebranding come l'abbiamo fatto noi ha voluto significare andare a fondo, scavare un po' nelle nostre origini, interpellare tutti i colleghi dell'azienda, interpellare alcuni dei nostri fornitori, alcuni dei nostri clienti, per capire
se veramente i valori in cui noi crediamo e in cui noi ci rispecchiamo effettivamente erano gli stessi per tutti quelli che collaborano con noi a 360 gradi. Guardate che non è scontato, perché finché ci si parla tra di noi è chiaro che bene o male sono quelle le cose che escono, però a un certo punto bisogna anche avere il coraggio di uscire e di chiedere: ma voi come ci vedete? Com'è la Diachem per voi? E in realtà è stato un bel risultato. È stato un bel risultato perché alla fine tutti i valori che Francesca prima ha nominato sono stati il frutto di questo lavoro di quasi 2 anni in cui abbiamo cercato veramente di capire se era vero tutto questo. Quindi fare un rebranding non ha significato diventare da rossi a verdi, perché prima eravamo rossi, infatti che eravamo 3 loghi, ma Diachem era rosso, vi ricordate tutti la D rossa? Rosso vero? Rosso nero. Rosso nero. Rosso nero, non è appunto un semplice cambio di colore, non è semplicemente un cambio di font, e poi vi spiegherò che cosa vuol dire aver cambiato questo font, che questo è stato un processo importante, ma è voler riposizionarsi nuovamente in un settore che, come tutti sappiamo perché ci lavoriamo tutti in questo settore, è un settore complicato. La Diachem non è una multinazionale, ma ha dei valori molto importanti, ha uno stabilimento, ha dei grandi professionisti che ci lavorano all'interno, e quindi per noi ha significato questo, fare un rebranding. E perché si fa un rebranding quindi? Si fa perché si vuole scoprire appunto questi valori e perché un po' esistiamo, perché lavoriamo in Diachem. Perché se io chiedo a tutti voi che cosa fa Diachem, credo che tutti lo sappiate, lo auguro, no? Il 100% delle persone che ci sono qui ad ascoltarci sanno che produciamo agrofarmaci e agronutrienti. E fino a qua ci siamo. Quindi sul cosa facciamo lo sappiamo. Come lo facciamo? Qui cominciamo un po', la percentuale comincia un po' a scendere. Adesso io non so se tutti voi qui presenti, conosco più o meno tutti ormai, però non so se tutti sono venuti da noi in stabilimento a vedere la nostra produzione. Quanti sono venuti da noi? Quindi qualcuno manca. Quindi sul come lo facciamo, diciamo che da 100 scendiamo a 50, più o meno. Quindi l'invito è a venire a visitare il nostro stabilimento, perché è il cuore della nostra azienda. È il cuore, veramente, ed è anche un punto su cui sempre più noi cercheremo di puntare. Fino adesso sì, lo abbiamo fatto, ma diciamo dobbiamo incrementare questa parte, perché non è da tutti avere uno stabilimento produttivo, il che comporta poi tantissime cose, tantissime, tra le quali anche investire molto in ricerca e sviluppo. Quindi qua siamo già scesi al 50. Perché? Perché esistiamo? Perché esiste Diachem? Quello che vi sto raccontando è un po' un lavoro di marketing che abbiamo fatto, è il percorso che abbiamo fatto per arrivare a quel logo lì, a quella D lì, a quella Diachem e al nostro payoff che è We Embrace Agriculture. Lo facciamo perché, vabbè, qualcuno può dire, perché l'azienda, come ha detto Paolo, è nata nel 1947, è nata per produrre, eccetera, sì, però gli anni sono passati e sempre di più oggi è necessario capire perché si fa un determinato lavoro, perché si lavora in una certa azienda, perché è importante identificarsi nei valori dell'azienda in cui lavoriamo. E questo per un'azienda medio-piccola come la nostra è più che mai fondamentale. Torno sempre a ripetere che in una multinazionale probabilmente è un po' diverso questo aspetto, ma in un'azienda come la nostra il fatto di essere uniti nel capire tutti perché facciamo questo lavoro è fondamentale, e lo è ancora di più oggi che siamo in un periodo in cui il nostro lavoro è visto male da molti, ok? Siamo inquinatori, siamo quelli che non amiamo il pianeta, inquiniamo, facciamo tutto il male più possibile e immaginabile. In realtà non è proprio così, e questa cosa noi dobbiamo esserne consapevoli.
Ma il punto è che non deve essere consapevole solo chi lavora nell'azienda, ma anche voi che lavorate con noi, perché alla fine voi siete i nostri ambasciatori. Noi siamo dietro le quinte, ma voi siete davanti, insieme ai nostri agenti, insieme ai nostri capi area. Lo facciamo perché? Perché noi vogliamo veramente garantire un'alimentazione sana nel pianeta. È questo il messaggio. Perché se non ci fossero aziende come la nostra, purtroppo non potremmo produrre cibo e non potremmo quindi mangiare. E quindi dovremmo avvalerci di tutto ciò che arriva al di fuori dell'Italia. Quindi è questo il cuore. Il perché lo facciamo è questo, e lo facciamo con i valori che abbiamo elencato prima. Quindi i nostri valori, i nostri valori ci devono portare, questo nuovo posizionamento ci deve portare a una nuova attitudine. Poi in realtà chi ci conosce da anni capirà che non è poi così diverso rispetto a come lo era prima, ma adesso lo facciamo in maniera più ordinata, con una comunicazione più precisa, ok? E con un obiettivo sempre più definito. Quindi dobbiamo passare, sì, dobbiamo parlare dei nostri prodotti, ma dobbiamo raccontare anche la nostra storia, che cosa ci ha portato lì. Dobbiamo sì parlare dell'approccio tecnico, ma dobbiamo anche avere un approccio alla comunicazione che sia sempre più inclusivo e sempre più empatico, perché altrimenti rimane lì, il prodotto è quello, dobbiamo farlo in maniera un po' diversa. E sui valori di prodotto dobbiamo sì parlare del valore del prodotto, ma dobbiamo parlare dell'approccio integrato. C'è il chimico, abbiamo gli agrofarmaci, ma abbiamo anche gli agronutrienti, ed è insieme che andiamo avanti. Come tutto questo dobbiamo farlo, cioè il cuore del nostro perché, qual è la strategia che dobbiamo sostenere? È una strategia, come diceva Francesca, che noi abbiamo battezzato come human to human. È il rapporto che noi dobbiamo avere con voi, con i nostri clienti, per capire le loro esigenze. È il rapporto che dobbiamo avere anche internamente, tra noi, tra i colleghi, ricordandoci di quei valori precedenti. Quindi la persona in Diachem è sempre stata, ma ancora di più sarà la persona il nostro interlocutore fondamentale, e il nostro impegno sarà quello di comprendere i vostri bisogni. Quindi il messaggio che vogliamo dare stasera, al di là di farvi vedere questo nuovo il rebranding, il nostro nuovo logo, è quello di dire: signori, noi siamo qua, siccome siamo una società in grado di ascoltare, se ci sono delle richieste, se c'è qualcosa che non va, parliamone, perché se lavorate bene voi, lavoriamo meglio noi, e questo deve essere chiaro, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Siccome dobbiamo andare avanti insieme, perché la Diachem da sola non può andare avanti, ma dobbiamo andare avanti insieme, è bene che ci sia questo rapporto, sempre di più. E adesso l'abbiamo battezzato, la proprietà Rubini l'ha battezzato, è questo rapporto, è human to human. E credo che questi viaggi servano anche per rafforzare questo tipo di relazione. Quindi uno storytelling che passa da un approccio prodotto centrico, che ci deve sempre essere, tanto vero che i miei colleghi poi vi parleranno dei nostri prodotti, però l'approccio deve essere anche valoricentrico, sempre di più. Concludo con queste ultime slide per darvi delle chicche, delle curiosità, perché abbiamo parlato di come siamo arrivati a questo logo, però dietro c'è stato un lavoro che voi non immaginate, ma è stato lungo, un lavoro in cui Diachem ha lavorato con un'agenzia di comunicazione che si chiama Welcome, che ci ha aiutato in questo percorso. In che modo? Andiamo un po' avanti. In questo modo qua. Allora, prima era Diachem, ricordate il payoff di prima? More power to ideas. Questo era il nostro payoff di prima, ok?
ci abbiamo lavorato anche abbastanza, è stata un po' una battaglia, perché uno dice cambiare il payoff cosa vuoi che sia? È stato, per non parlare poi del logo, insomma, ci sono state insomma varie fazioni, poteva essere un elemento di divisione familiare. Poteva essere un elemento di divisione. Io abbiamo rischiato, fino all'ultimo speravo che si scegliesse la mia, però va bene, siamo andati in un'altra direzione, ma è la direzione comunque giusta. Quindi qua vedete scritto sotto branding 4.0, perché cosa vuol dire? Abbiamo dovuto creare un nuovo payoff, abbiamo dovuto creare un nuovo segno grafico che ha formato il marchio, e da qui poi abbiamo dovuto fare un rebranding, vuol dire anche pensare poi a come farlo vedere al pubblico, e quindi un nuovo sito, il packaging che sarà completamente diverso. Adesso non so se qualcuno di voi è già arrivato qualche prodotto nuovo, non lo so, comunque qualcosa di diverso. I canali social, prima avevamo Kimber, Diagro, poi Kimber e Diagro insieme, adesso abbiamo solo Diachem. Quindi una comunicazione che poi prevede anche un tone of voice. Cos'è il tone of voice? Come noi, come l'azienda, decide di parlare al pubblico, e abbiamo detto che è human to human, e questa è la nostra modalità. Quindi, fatto questo, abbiamo ripensato al payoff, e alla fine il payoff è questo: We Embrace Agriculture, perché dopo tutti i ragionamenti che ci siamo fatti abbiamo detto questo è proprio l'approccio più giusto. Noi abbracciamo l'agricoltura in tutti i sensi, dall'approccio tecnico chiaramente fino a un approccio di comunicazione. Quindi il payoff l'abbiamo stabilito, abbiamo verbalizzato il nostro posizionamento, vogliamo stare lì, vogliamo abbracciare il mondo dell'agricoltura. E poi il concept, qui dovrebbero uscire 3 immagini, non escono, fa niente. Il concept che ha portato, il concept cosa vuol dire? Il concept è tutto lo studio che si fa a livello grafico, partendo dagli elementi che si hanno a disposizione, quindi la D rossa, il fatto che questa D doveva mutare, e dovevamo abbinargli anche la parte umana, ok? Chiaramente qua ha lavorato l'agenzia, e alla fine ci hanno proposto questa doppia D. Questa doppia D che significa evoluzione della D di Diachem, quindi un guardare comunque avanti, c'è la freccia che guarda avanti, non dimenticando però tutto ciò che c'è stato prima, perché la nostra appunto non è stato un cambiamento, è stato un evolversi, una mutazione. Quindi questa D che appunto svela la strada, questa curva che ricorda insomma un po' il mondo della natura, questo abbraccio, la D che richiama comunque la famiglia Tubini, e la freccia che è comunque un riferimento grafico nel mondo dell'industria, cioè vuol dire proprio, la freccia indica proprio il mondo dell'industria. Quindi tutto questo lavoro ha portato questa doppia D fino ad arrivare appunto a quello che vi dicevo prima, al font, che anche questo sembra una banalità. Io ve lo racconto perché magari non tutti lo sanno, ma chiaramente quando si sviluppa un brand, un logo, un marchio, anche il font è importante. L'agenzia ci ha fatto una proposta a un certo punto: perché non ne creiamo uno completamente nuovo, un font Diachem? Da qualcosa ci saranno anche diversi problemi poi nelle presentazioni, però vabbè, andremo a risolverlo. Quindi l'agenzia, adesso io non sono così brava come lo è il grafico e l'art creator dell'agenzia, però sono state fatte tutte queste curve, insomma segni, disegni, e piano piano è nato il font Diachem. Questo si chiama font Diachem e lo abbiamo solo noi, e lo usiamo nelle presentazioni, in determinati punti delle presentazioni, nei titoli eccetera, però questo rende il lavoro ancora più identitario, è nostro, punto. E ci tengo a dirlo, almeno a voi ci teniamo a dirlo, nel senso che nulla è stato lasciato al caso, nemmeno il font, che poi si sviluppa in questo modo. E abbiamo creato anche una brand Bible, che è ovviamente una guida
dove indichiamo chiaramente ai nostri fornitori come devono usare i nostri fonti, i nostri colori, eccetera, eccetera. Quindi è tutto un po', diciamo, organizzato, messo nero su bianco per avere appunto anche un'omogeneità nella comunicazione. Fino ad arrivare al nostro packaging, che sarà questo. Ripeto, non so se qualcuno di voi è già uscito qualcosa. D'ora in poi ci vedrete in questa modalità. Chiaramente i colori contraddistinguono le categorie appartenenti al nostro catalogo. Quindi il rosso gli insetticidi. E quindi il rosso gli insetticidi, che poi sono colori anche un po' obbligati in realtà. Poi chiaramente noi li abbiamo, sono colori che dal nostro grafico sono stati studiati, rimodulati, però rimaniamo sempre rosso insetticida, verde erbicida, blu fungicida, poi per passare tutto dalla parte agronutrienti. Io vi ringrazio, spero che abbiate capito un po' di più, insomma, quello che è stato il nostro percorso, e adesso lascio la parola a Paolo per poi lasciarla ai nostri film, e grazie mille. Grazie Milena. Milena è piccolina, ma è una bomba, sei stata, no, devo dire onestamente, ci hai messo un'energia, un entusiasmo, una forza che insomma alla fine, dopo 2 anni, siamo finalmente riusciti È l'energia un po' che si respira, è la collaborazione di tutti, perché questi lavori non escono se si lavora in un ambiente tossico, escono se si lavora in un ambiente dinamico, e quindi è il merito di tutti. L'agenzia sicuramente ha fatto tantissimo, però insomma anche al nostro interno, se non c'era una persona che coordinava, portava avanti tutto questo discorso, e tu l'hai fatto in maniera esemplare, non saremmo riusciti ad arrivare a questo risultato. Bene, avete qualche domanda relativamente a questo rebranding, o passiamo a cose sostanziose? Non che questa non sia sostanziosa, però diciamo cose un po' legate ai prodotti. Immaginavo. Vedi che c'è una Giuro, io non c'entro niente. Non c'entro niente. No, assolutamente. Però magari 2 parole, sì, mi metto qua così, guarda. Se vuoi ti dotiamo. Salve, fare che Mi metto qua. o c'è una bella se vuoi. Allora, grazie per avermi invitato. Io, per quanto concerne l'aspetto storico, posso testimoniare in quanto le prime volte che ho visto Paolo aveva i capelli scuri. Adesso lo vedo un po' più. Prima non so chi ha parlato di ambasciatore, non so se sei stato presente. Io mi sento onorato di rappresentare, di essere ambasciatore. Come penso di interpretare un vostro pensiero? Sicuramente essere ambasciatore della Diachem è una cosa importante, almeno a mio avviso. Dopodiché ho sentito parlare di innovazione, crescita, che io lo abbinerei molto a futuro. Mancava un po' il discorso futuristico, però a mio avviso innovazione e crescita, possiamo parlare anche di futuro soprattutto anche per noi, cioè il fatto che Diachem innovi in questo modo, ci porta innovazione anche nelle nostre realtà, è un discorso che dà futuro, darà sicuramente futuro anche a noi. E quindi io sono decisamente soddisfatto di essere qui, ma io non è preparato assolutamente, è stato... Pedrazzini, detto il Pedrazzo, chiamarlo pure il Pedrazzo, e quindi mi fa molto piacere che Diachem, insomma, ci sia questo rinnovamento, ben venga e avanti così. Grazie. Grazie Fernando, grazie. Quindi ci hai dato per introdurti Pedrazzo, vieni pure Pedrazzo. Dimmi. Attenzione, c'è una domanda che... Ha citato Milena delle interviste che sono state fatte ovviamente
ai clienti delle dirette, ma anche ai clienti industriali, perché come sapete Diachem non ha solo la parte produttiva, ma proprio anche rapporti con multinazionali, clienti industriali. E quello che è bello è che sono emersi che questi valori che voi avete confermato sono stati confermati anche da multinazionali, clienti industriali con cui abbiamo anche inclusi i nostri fornitori, quindi questo è stato, penso, un ulteriore segnale che stiamo andando nella giusta direzione e che i valori che abbiamo identificato ci rappresentino a 360 gradi. Giusto, me l'ho dimenticato, grazie Luca. Ha portato un pochino di acqua al suo mulino perché lui si occupa di tutte le vendite industriali. Vabbè. È perché ogni tanto, siccome Luca, perché dopo ce li troviamo come, ce li troviamo un pochino come concorrenti questi prodotti che facciamo per le multinazionali, ce li troviamo su. Ecco, esatto, bravo. Benissimo, allora.